Bene, eccoci qua, tornati in studio per la terza parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo, Ermanno, all'autonomia differenziata, quella che alcune regioni in particolare stanno aspettando da tanto tempo e che insomma ha registrato un primo passo, diciamo, verso la sua approvazione, l'approvazione della legge. Un'autonomia differenziata, ricordiamo, Veneto e Lombardia hanno votato con un referendum nel 2017, quindi sono passati quasi 7 anni e siamo comunque ancora in attesa di una definizione. Sì, c'è una lentezza abbastanza importante, ci sono varie posizioni da parte dei partiti, anche contraddittorie, perché prima volevano un'autonomia, una parte invece ci ripensa, è tutto un andirivieni, ma evidentemente i governi, non è solo questo, ma tutti i governi non hanno fiducia dei cittadini. Perché non hanno fiducia dei cittadini? Ma noi diamo fiducia ai politici che fanno i governi. Mi pare che non ci sia un concetto di reciprocità che invece esiste nella Costituzione. Allora, se io eleggo un presidente, se eleggo un deputato, un senatore, è giusto che questo abbia fiducia di quella che è la mia indicazione nei suoi confronti e si comporti altrettanto, perché sennò questa fiducia viene a mancare e mi pare che poi anche dall'esito delle votazioni questa fiducia sta scomparendo. Ma adesso io divago un attimo, mi basta vedere quello che sta succedendo in America con due presidenti che uno più ricoglionito dell'altro e i cittadini andranno a votare questi due personaggi che mi sembrano più che altro Pulcinella e qualcuno. E Pantalone. Allora, al di là di questo, l'argomento appunto di questa sera è l'autonomia. Autonomia non vuol dire essere indipendenti dallo Stato, lo Stato rimane però delegando, come è giusto, alle regioni determinate funzioni perché le regioni, essendo sul territorio, possano meglio adempiere a quelle che sono le loro funzioni. C'è un altro fattore poi psicologico, che la regione è vicina ai cittadini, molto di più di quella che è Roma. Roma è un altro pianeta. Invece il Presidente della Regione è molto più vicino e deve dar conto di quello che fa e quindi non possiamo ogni volta dire il ministero tale o il ministero tal'altro non è riuscito a fare questo piuttosto che quello, la tirano per le lunghe e la stessi politici che si lagnano dei ministeri che non funzionano e invece, guarda caso, ce la potremo prendere direttamente con le persone che poi vediamo tutti i giorni, che camminano per la strada vicino a noi, che parlano, che ci promettono quotidianamente delle cose e che poi devono mantenerle. Allora la politica funziona. Funziona perché il controllo migliore deve essere fatto dai cittadini e non dalla Guardia di Finanza, né dalla Polizia, né dai giudici. I giudici sono gli ultimi a gestire la giustizia. La giustizia la si fa con scienza e coscienza sul territorio. Quindi l'autonomia è fondamentale per la democrazia. Poi è chiaro, bisogna vedere come viene attuata. Sia in questo caso dove c'è una lentezza tipicamente italiana, come se poi questa decisione a distanza di 7-8 anni cambiasse le sorti di questa autonomia. E invece è la stessa cosa. E quindi con noi, parlare proprio di autonomia, abbiamo 4 esperti che ci aiuteranno a capire se effettivamente noi, e parliamo anche del Veneto in particolare, siamo o non siamo maggiorenni per riuscire a gestire l'autonomia del Veneto? Io credo di sì, perché il Veneto da migliaia di anni, visto che è stata una repubblica, è la repubblica più antica, credo, al mondo, quella di Venezia, e anche delle città che hanno
spopolato il Veneto ha dato dimostrazione di saper gestire bene la politica. E in questo senso ti lascio la parola. Certo, certo, presentiamo gli ospiti allora che ci aiutano un po' a sviscerare quello che sarà una possibile autonomia differenziata, se sarà effettivamente un'assunzione di responsabilità da parte dei nostri amministratori locali, regionali e poi cercheremo di capire i pro e i contro anche di quello che si propone. Saluto e ringrazio per essere con noi in studio Alessio Morosin, buonasera. Buonasera, avvocato, grazie a voi. Alessio Morosin è come dire, un esponente storico di Indipendenza Veneta. Saluto in collegamento il professor Greco, buonasera professor Greco, non so se ci sente. Buonasera. Buonasera professore, sì. Grazie per la disponibilità, docente di Scienza delle Finanze all'Università di Padova, e al suo fianco ringrazio il professor Mario Bertolissi. Buonasera professor Bertolissi. Buonasera. Buonasera a lei, costituzionalista, docente di diritto costituzionale all'Università di Padova, e saluto in studio l'avvocato Piero Cecchinato. Buonasera Cecchinato, buonasera. Editorialista dell'inchiesta.it. Allora Ermanno, dicevo, sarà una presa di, come dire, di responsabilità, un'assunzione di responsabilità da parte dei nostri amministratori e soprattutto l'autonomia differenziata per alcuni, per quelli che la vedono diciamo come un pericolo, la vedono come divisiva, una legge che possa portare a una separazione, diciamo, e quindi a una discriminazione anche tra le regioni. Allora partirei da una premessa. Quando c'è stata l'unità d'Italia qualcuno ha detto fatta l'Italia facciamo gli italiani, invece c'erano gli italiani che avevano fatto l'Italia. È stata un'Italia che è stata voluta unificare anche da un punto di vista culturale e psicologico. Vogliamo fare l'italiano modello e invece gli italiani sono tutti completamente diversi, ma l'eccellenza dell'Italia è l'unità nella diversità, per cui il siciliano deve continuare a pensare a modo suo e il Veneto pensa a modo suo, e poi uno prenderà lezione dall'altro, chi farà meglio sarà quello che corre di più, che riesce a fare certe cose, ma questa omologazione dell'italiano, questa perdita della memoria delle regioni è un fallimento. Noi dobbiamo tornare a capire che cos'era il Veneto, come i siciliani devono tornare a capire che cosa è stata la Sicilia nella storia, perché allora si impara. E anche questo è uno dei motivi per cui il Veneto deve autogestirsi, perché c'è anche l'aspetto scolastico. Cosa si insegna veramente perché i giovani riescano a immergersi in quella che è la società veneta, ma soprattutto in questo momento dove l'immigrazione è tanta e le scuole sono stracariche di bambini che provengono da altre nazioni che hanno il diritto di studiare, ma che purtroppo naturalmente questa mescolanza non aiuta i docenti a spiegare. E anche questo è uno dei motivi per cui è giusto che la gestione venga nel Veneto. E poi tutti i denari che arrivano a Roma. Allora, per carità, non vorrei ripetere frasi di altri politici, ma sappiamo come vengono gestiti i denari a Roma e diciamo, gli ammanchi e gli scandali che vengono, per cui diciamo che una tutela del patrimonio dello Stato e anche è una garanzia delle regioni che controllino e vedano come succedono queste cose. Un esempio eclatante l'abbiamo visto col Mose. Siamo partiti da 1.900.000.000, siamo arrivati adesso tra una cosa e l'altra a 6 miliardi e ancora non è finito e non si sa quando finirà. Allora, se invece una cosa è fatta sul territorio, ciascuno risponde di quello che fa. In questo senso, Luciano, Alessio Morosin, capisco che lei è un passo più avanti, cioè addirittura un indipendentista. Ma io toglierei l'addirittura. Europea, forse questo è un passo intermedio che potrebbe. Veda professore, proprio il fatto che lo Stato si dimostra sleale, perché è la sintesi di quello che ha detto lei, che abbiamo di fronte
delle istituzioni che si comportano in modo sleale rispetto a quelli che sono gli obblighi costituzionali. Leggendo il testo approvato dal Senato, che mi sono studiato, ho colto in più momenti una inutile ripetizione del richiamo all'unità e indivisibilità dello Stato, come se l'attuazione della Costituzione fosse un pericolo per l'unità e indivisibilità dello Stato. Allora io accetto la sfida, ma che abbiamo autorevoli interlocutori che meglio di me possono farlo, e diciamo, ma dove è scritto l'unità e indivisibilità? È scritta nell'articolo 5 della Costituzione. Allora lo leggiamo l'articolo 5, ce l'ho anche qua se vuole, così a beneficio dei telespettatori. Cita sia nella prima parte che nella seconda parte per ben 2 volte autonomia e decentramento. Qui nello stesso articolo la parola autonomia e decentramento viene richiamata 4 volte. Dice: la Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. E la seconda parte è quella che non è richiamata in nessun punto della legge Calderoli approvata dal Senato. Attenzione, dice testualmente: adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ora, io non voglio fare l'esegesi della norma perché lo spieghiamo. Adegua vuol dire che è lo Stato, sì, anzi la Repubblica è il soggetto dell'articolo 5, adegua i principi e i metodi, i principi, si adegua lui, i suoi principi, i suoi metodi alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Allora, questa norma, seconda parte dell'articolo 5, non l'ho citata in nessun punto. Perché? Perché c'è una mala volontà, c'è una inaffidabilità dello Stato. E il testo lo dimostra in ogni passaggio. Poi entreremo nei dettagli se abbiamo modo. Ma io sto su questo punto di partenza, perché quando il mio interlocutore è baro, è sleale, io devo difendermi. E se noi partiamo da un dato, e poi mi fermo, che è quello di un voto popolare, non di un indirizzo politico, di un programma di un partito, ma di un voto popolare, quello del popolo veneto del 22 ottobre 2017, che in modo clamoroso, una volta si diceva no, in modo plebiscitario. Sì, com'è? Plebiscitario, sì. 98,1% di sì, con una partecipazione del 56%, con tutti gli sfavori dello Stato per quel voto. Ricordiamo che non ci hanno mandato a casa la tessera elettorale, non abbiamo potuto utilizzare, la Regione ha dovuto creare una propria, cioè voglio dire, uno Stato sleale. Allora uno Stato sleale è uno Stato che non vuole il buon governo, è uno Stato che non ama la parola responsabilità, è uno Stato che non prende atto delle gravi divergenze territoriali che vi sono, e la miglior forma di rispetto del principio di eguaglianza, come dicono i saggi, è quella di regolare in modo diverso situazioni diverse. Se tu vuoi omologare, tagli la testa alla libertà, alla democrazia, al futuro, e dai lo Stato tutto in mano ai burocrati. E questo è il fallimento. Io sono indipendentista perché il referendum del 22 ottobre 2017 è nato grazie all'indipendenza veneta. La storia, l'esegesi se vuoi ne parliamo, perché noi abbiamo promosso un referendum per una consultazione referendaria sul tema dell'indipendenza. In Consiglio regionale se la sono trovata lì, non sapevano cosa fare. Per mitigare l'impatto anche mediatico hanno detto proponiamo un referendum più moderato sul tema dell'autonomia. Quindi non c'è un padre naturale. Un passo indietro. Un passo indietro. Il padre putativo è stato il presidente della regione, perché se l'è trovata tra le mani, ma non era nel suo progetto di governo, non era nel programma della sua giunta. Se lo sono trovato e l'hanno condotto, sì, dopo. Però è nato grazie all'indipendenza veneta. E qui vorrei fermarmi, però ricordo che se siamo andati a votare, ed ho finito, il 22 ottobre 2017, io ero in Corte Costituzionale col professor Bertolissi e col compianto avvocato Ivone Cacciavillani, è perché Bertolissi, che ha fatto una battaglia di decenni sul tema dell'autonomia, può essere buon testimone. Dopo che hanno bocciato per ben 2 volte i tentativi di maggiore autonomia del Veneto, la Corte si è trovata anche un referendum sull'indipendenza e quindi ha detto meglio che mettiamo le mani avanti, facciamo fare un voto che in sé non significa nulla secondo loro, e invece dal punto di vista politico è stato dirompente, perché un voto popolare
non va messo nel cestino, non sarà nessuno in grado di cestinarlo, di ignorarlo e di superarlo. E qui è il pericolo per lo Stato, è la forza nostra, quindi io ci credo ancora. Grazie. Luciano Greco, una sua opinione su questo primo passo che fa questo governo per arrivare all'autonomia. Quindi è un passo, diciamo, che promette bene, oppure potrebbe anche capovolgere un po' la situazione strada facendo? Prego. Allora, è un passo, è un atto dovuto, nel senso che la norma della Costituzione a cui ci si ispira era dormiente in un certo senso. Il referendum che è stato citato, quello lombardo, quello veneto in particolare adesso, e anche l'iniziativa dell'Emilia Romagna dello stesso 2017 avevano rivitalizzato questo dibattito. Mancava manca ancora, insomma, fino all'approvazione definitiva di questa normativa, una normativa che stabilisse un po' le regole del gioco. Questa dal punto di vista, diciamo, formale. Dal punto di vista sostanziale non sarebbe la prima volta che una norma di questo genere, quindi qui andiamo verso una maggiore autonomia differenziata, quindi secondo i dettami dell'articolo 116 della Costituzione, non sarebbe la prima volta che poi all'atto pratico questa riforma non viene attuata. Segnalo che la riforma del federalismo fiscale, che è l'altro percorso verso un maggior decentramento, ha trovato grandi difficoltà negli ultimi 15 anni, quindi da questo punto di vista avere una legge è sicuramente un punto importante, se non ci fosse sarebbe peggio, insomma, da questo punto di vista, però non garantisce il risultato finale, quindi da questo punto di vista è tutto ancora da capire, poi magari entriamo nel merito di quali sono i rischi. Io, diciamo, pur non essendo indipendentista, condivido pienamente quello che abbiamo sentito sul ruolo delle autonomie, insomma, sull'importanza delle autonomie e sulla importanza che la Repubblica, diciamo, appunto, metta le condizioni affinché si realizzino. Il nostro Paese ha avuto sempre tendenze centraliste, salvo una fase, diciamo, fine anni 90 dello secolo scorso, dove c'è stato effettivamente un processo, diciamo, di decentramento anche dal lato delle entrate fiscali, insomma, eccetera. Però, diciamo, indubbiamente nelle burocrazie centrali e anche nella politica probabilmente prevale un po' la tendenza centralistica. Però su questo magari, se volete, torniamo più in là. Quali sono i rischi che, diciamo, ci sono lungo la strada? Insomma. Ma per spiegare un po' ai nostri telespettatori, che differenza sostanziale c'è tra autonomia e indipendenza? Cioè, qual è diciamo, perché fa tanta paura la cosiddetta indipendenza rispetto all'autonomia? L'indipendenza è sovversiva, nel senso è sovversiva dell'ordine costituzionale, indipendenza nel senso di creazione di uno Stato autonomo che è diverso dalla Repubblica Italiana. Qui, diciamo, ripeto, pur non essendo indipendentista, condivido l'interpretazione che è stata data, cioè non c'è bisogno di stabilire, di ridire 500 volte che le leggi dello Stato italiano debbano tutelare l'unità nazionale, è già scritto nella Costituzione, sarebbe, diciamo, quindi se uno propone l'indipendenza sostanzialmente è un rivoluzionario sovversivo, dopodiché siamo in democrazia, si può discutere. Torneremo alla Repubblica Veneta, quindi. Giusto? Non lo so, sì, non lo so, questo bisogna chiedere a chi vuol fare la Repubblica Veneta. Allora, cosa vuol dire, per spiegare ai nostri telespettatori? Autonomia vuol dire avere una certa indipendenza nella gestione, diciamo, di quello che è la. C'è una parola. L'autonomia invece dice no, ci stacchiamo, diventiamo uno Stato indipendente. Cosa vuol dire? Allora, intanto io non sono un sovversivo rivoluzionario, ma sono uno che vuole applicata la Costituzione e rispettate le regole. E quindi tra me e lo Stato italiano, se c'è uno in fallo, è lo Stato italiano, che disapplica la Costituzione, che la calpesta, che la raggira in tutti i modi. La differenza tra le due è sostanziale. Sì. L'autonomia è la concessione che fa lo Stato centrale alle regioni e come dà può anche togliere.
cioè lui che dispone ad nutum, a piacimento. I francesi direbbero che è octroyé, è regalata, cioè te la do e te la tolgo a seconda di quanta gente c'è in piazza, di quanta forza politica puoi mobilitare, di quanti pericoli, rischi, rogne, difficoltà mi puoi mettere tra le ruote. L'indipendenza, che non è un processo né rivoluzionario né pericoloso, perché noi l'abbiamo interpretata in base a quello che dice la Costituzione, che l'ordinamento giuridico italiano... Siamo costituzionalisti, cioè teniamo la Costituzione, la interpretiamo. La interpretiamo e noi diciamo, in combinato disposto tra le norme interne e le norme internazionali sul diritto di autodeterminazione dei popoli, che in qualche modo parte dalla Costituzione italiana, articolo 10, l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Letteralmente dice questo. Allora se si conforma, anche il Trattato di New York del 76 e quante altre norme, non voglio, ma è un tema sul quale ho scritto anche un modesto libro, che però ha avuto grande successo, perché un testo del genere ha fatto 4.500 copie, credo che sia una cosa che ha stupito tutti, con 3 edizioni, per spiegare proprio questo. Che io voglio democraticamente il cambiamento. Se lo Stato è in blocco, nel senso che ormai qualcuno parla non più di democrazia, ma di democrazia, cioè che è un crack ormai, sta chiudendo. Il grande Sabino Cassese qualche giorno fa sul Corriere parlava di pericoli latenti di crisi, proprio perché la democrazia non c'è più sostanzialmente, o vive un momento asfittico. Quindi io dico, il percorso di autonomia è nato grazie agli indipendentisti, fallirà grazie o per colpa dello Stato, e quindi la gente in modo democratico, pacifico e quindi non pericoloso ha diritto di perseguire anche il diritto di autodeterminazione. Noi prima che succedesse il caso Catalogna, ma non voglio dilungarmi, avevamo ottenuto dal commissario europeo nel 2014 il riconoscimento della legittimità di un percorso democratico per l'autodeterminazione. E l'autodeterminazione, lo dico al professor Greco, e io non insegno nulla, è un diritto prepolitico. Noi non siamo contro la Costituzione. Il nostro è un diritto precostituzionale, non un diritto contro la Costituzione. E quindi voglio dire, in modo pacifico e democratico, questo non si discute. Chi impedisce i processi democratici evidentemente ha poco a cuore la democrazia e non conosce la Costituzione e non vuole il rispetto delle norme del diritto internazionale. Dalla nostra parte, ho finito, il titolo è anche storico, perché ci siamo autogovernati in modo sovrano e indipendente per 1100 anni, quindi non abbiamo nulla, come diceva lei all'inizio, da temere della capacità di autogoverno. A maggior ragione una modesta autonomia non può esserci impedita, e qui c'è il bavaglio. Questa non è una legge che porta in avanti, questa è una legge che imbriglia. Qui ha vinto la burocrazia ministeriale, il Gran Comì di Stato, e ha perso la politica. Sì, questa è la realtà. Però diciamo che il nostro cittadino veneto si domanda: ma perché devo scegliere una cosa? Qual è il mio vantaggio nell'autonomia? Qual è il vantaggio del gestire autonomamente la regione? Cosa vuol dire? A mettere in moto modelli virtuosi, questo è il punto, che poi possono essere anche esportati, usati dagli altri. A livello di leggi, a livello di tasse, a livello di cosa cambierebbe tra autonomia e indipendenza? L'indipendenza, sono uno Stato indipendente e autonomo. L'altro giorno sui giornali c'era una statistica che gli Stati meno corrotti al mondo, i primi 5, sono stati tra i 5 e i 6 milioni di abitanti: Danimarca, Finlandia, Norvegia e quanti altri, mentre l'Italia è al 42esimo posto. Quindi più grande lo Stato, più rischio della corruzione, più piccolo, più è vicino il controllo del cittadino e più è virtuoso. Quindi lei penserebbe a una federazione? Quindi. Certamente la formula finale sarà una federazione. I nostri hanno capito, cioè l'unità nella diversità e nella... Va bene, ok. Mario Bertolussi, in questo senso, una sua opinione su quella che è il valore di un'autonomia, cioè quali sono i punti fondamentali che potrebbero differenziare la gestione della regione adesso invece se ci fosse un'autonomia? Qui bisogna guardare ai problemi di fronte ai quali si trova il Paese nel suo complesso, alla situazione che caratterizza i vari territori e i vari enti,
si deve mirare al migliore dei risultati, significa questo in concreto, si tratta di produrre più materia imponibile per avere più capacità contributiva e quindi più risorse disponibili per i singoli territori dove si produce tutto questo e per l'intero paese, perché poi andrebbe a vantaggio pure dell'intero paese. Cioè bisogna guardare alle situazioni di fronte alla quale si trova la nostra benedetta Repubblica, che è mortificata da un debito gravissimo che sta sempre più lievitando, al di là così delle operazioni di cosmesi che si possono fare. Abbiamo il problema dei giovani e della loro migrazione, insomma, conoscete voi queste questioni. Io sono portato a ragionare guardando ai problemi di fronte ai quali ci troviamo. Credo che sia una buona regola quella di lasciar fare a ciascuno quello che sa fare meglio. Io l'autonomia la intendo così, in modo empirico, senza di per sé affrontare questioni di carattere teorico che poi sono di carattere astratto, che lasciano il tempo che trovano. Si tratta di fare quello che non si è mai fatto. Io sono rimasto stupito quando in questi ultimi tempi ho sentito dire che bisogna dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, significa all'articolo che configura l'autonomia finanziaria regionale. Ma questa disposizione è in vigore dal 1 gennaio 1948, per quel che riguarda le regioni ordinarie dal 1970. Lo Stato non ha mai fatto quello che doveva, contraddicendo qualsiasi elaborazione di qualunque, anche il più banale professore di scienza delle finanze. Coloro che non hanno attuato l'articolo 119, evito di fare nomi, ma comunque sono stati tutti responsabili di cariche importanti, da Presidente del Consiglio, Presidente della Corte Costituzionale, Presidente del Consiglio di Stato, vengono a dire proprio a me, che concludevo un volume di quasi 500 pagine nel 1983 dicendo che così stando le cose non aveva nessun senso parlare di autonomia finanziaria, e si sa che senza questo, in specie quella di carattere fiscale, non c'è responsabilità. Ecco, dicevo, intendo l'autonomia in quel senso, in senso bonario, semplice. Era stato messo in evidenza poi di uno splendido rapporto redatto dal Ministero per la Costituente, 1946, Commissione Economica, Sottocommissione Finanza, messo a disposizione dell'Assemblea Costituente. Ecco, io dico, da allora nulla. E allora cosa volete che vi dica? Si dovrebbe applicare le regole che si applicano in ogni famiglia. Ai figli si danno le risorse per vivere dignitosamente, ma si cerca anche di fare in modo che le stesse siano spese in modo responsabile. Ecco, quando si è fatta la riforma fiscale nel 1971, legge di delega, e poi con i DPR del 72 e il 73, tutta la fiscalità è stata accentrata. Significa che si è interrotto ogni nesso tra governanti e governati, e chi ha studiato queste questioni ha concluso che avevano più autonomia sotto questo profilo comuni e province durante il ventennio che durante la Repubblica. Io potrei anche dire così, perché tra l'altro non mi tocca adesso andare da un'altra parte, ma guardi, seguo con molta attenzione quello che dicono e scrivono, soprattutto coloro che osteggiano l'autonomia differenziata. Sì. E sa che cosa mi capita di constatare? Che sono coloro che, dimenticandosi questa ostilità, quando guardano le cose come vanno, sono i più duri, spietati, critici di come funziona lo Stato. A me basterebbe citare: vi pare che Roma Capitale, che è tra l'altro destinataria di misure particolari ed è stata oggetto di un decreto legislativo poi aggiornato in attuazione della legge di delega sul federalismo fiscale, sia una capitale esemplare? Di recente sono stato a Londra e ho capito quanto tragica sia quella condizione. E sapete che cosa ha scritto ancora nel 2019 Susanna Turco, la quale scrive sull'Espresso e forse su Repubblica e vede come il fumo negli occhi l'autonomia differenziata perché spaccherebbe il paese, che in realtà è già spaccato. Dice così di Roma, che è una capitale immobile, dove c'è quel non tempo, dove tutto è già accaduto, tutto dovrebbe ancora accadere
e nulla sembra davvero pronto ad accadere mai. Se volete ve lo rileggo, perché questa è una zeppa che non riguarda soltanto l'autonomia differenziata. Io potrei fare queste domande: ma quali sono le riforme che sono state fatte dalla Repubblica? Un momento, mica riformete, mica un po' di cipria, parlo di cambi di rotta. Nessuna, perché nel programma di governo del primo ministro Meloni si continua a leggere quello che si scrive da sempre, cioè che l'amministrazione non funziona, che i rapporti cittadino-pubblica amministrazione sono tragici, che c'è uno sperpero di pubblico denaro e via di questo passo. Allora, e qui chiudo perché non posso neanche fermarmi, tenete presente che quando sono state istituite cioè il Costituente le aveva pensate così, e quando le regioni sono state ordinarie istituite nel 1970 circolava uno slogan che non era uno slogan, era la sintesi del vero programma. Le regioni per la riforma dello Stato significa: questa è l'occasione per mettere ordine tra le varie articolazioni della Repubblica e definire il rapporto tra cittadini e Stato, cittadini e pubblica amministrazione. Certo. Per fare ultimo e finale, se volete poi, dato che si dice si rompe l'unità, bisogna sapere che non tutti sono amministrati nello stesso modo. Tenete presente che quando si parla di questo tema non si fa mai riferimento alla classe dirigente, perché per quanto ci si possa dovunque lamentare, c'è classe politica e classe politica. E io faccio un esempio, perché è scritto sui libri di storia ormai, da quelli che osteggiano, l'hanno scritto, all'autonomia differenziata. Allora c'è il Friuli, il suo terremoto e la ricostruzione, c'è l'Irpinia, il suo terremoto e la non ricostruzione, per non parlare del resto. Dicono a parità di condizioni dal punto di vista finanziario. Ecco, bisognerebbe partire da qui e non continuare a raccontare frottole. Certo, cioè bisogna partire da dati di fatto, perché poi la politica è bella perché se ne parla tutto, si dice il contrario di tutto, ma poi alla fine quello che conta è che i cittadini devono avere quei servizi per cui pagano le tasse, e le tasse le pagano e le strapagano. Poi ci sono anche i furbetti che non le pagano, ma questo non vuol dire che comunque i soldi devono essere, quelli che vengono incassati devono essere buttati via. Pietro Cecchinato, qual è il futuro di un'autonomia differenziata? Allora, anzitutto partirei dallo spiegare ai telespettatori un po' il principio di fondo che sta dietro a questo articolo 116 terzo comma, che forse viene troppo spesso dimenticato. Cioè, il principio di fondo è che alcune funzioni che oggi sono esercitate all'interno del territorio regionale dallo Stato, dall'amministrazione centrale, potranno un domani essere esercitate da una diversa amministrazione dall'amministrazione regionale, a parità, si dice, di trasferimenti, cioè lo Stato dovrebbe lasciare alla regione le risorse che oggi spende lui stesso per erogare quei servizi all'interno della regione, lasciarli all'amministrazione, quelle risorse dovrebbe lasciarle all'amministrazione regionale. Quale sarebbe il senso per l'amministrazione regionale di attrarre a sé queste competenze, l'esercizio di queste funzioni che prima erano esercitate invece da enti statali all'interno della regione? La convinzione di poter far meglio e di erogare dei servizi in maniera più efficiente. Dall'erogazione di servizi in maniera più efficiente potrebbe, come ha detto prima il professor Bertolissi anche, potrebbe ad esempio potrebbe tradursi una maggiore efficienza in una minore burocrazia e un aumento anche del gettito fiscale, cioè le imprese lavorano meglio, fanno più utili, pagano più tasse e quelle tasse verranno in parte trattenute dai territori, in parte naturalmente, in gran parte riversate sempre allo Stato. Quindi questo è il senso che sarebbe dietro, no? Un maggior benessere per tutti. Poi esiste in Costituzione all'articolo 119 un fondo perequativo che viene menzionato molto, c'è un articolo dedicato a questo sul disegno di legge Calderoli, che non viene naturalmente meno, appunto. Poi c'è il livello, questo diciamo è il principio che sta dietro l'autonomia, c'è il livello politico. A livello politico devo dire mi ha fatto un po' sorridere il 23 gennaio quando è stato il Senato ha approvato il disegno di legge Calderoli che adesso è all'attenzione della Camera. Perché?
perché mi è sembrato un po' che rispetto a quello che è scritto nel disegno di legge le parti fossero rovesciate, nel senso che la maggioranza di centrodestra canta vittoria, dice un grande passo verso l'autonomia, e la minoranza, il centro-sinistra, sventolava le bandiere italiane dicendo si spezza l'unità d'Italia, viva il tricolore. In realtà, se uno con un po' di onestà intellettuale legge il testo, secondo me ne ha un'impressione completamente opposta, cioè coloro che vogliono la maggiore autonomia dovrebbero secondo me risultare un pochino delusi, perché il testo è tutto un susseguirsi, anche molto inutile in effetti, come diceva il collega Morosini, di richiami all'unità d'Italia, ai principi di solidarietà. Sono tutte cose bellissime, rispetto alle quali non vedo come il centro-sinistra possa dire no, con questa legge si intende spaccare il paese. E dall'altra parte invece i fautori dell'autonomia forse dovrebbero dire questo testo è in effetti troppo modesto per costituire un passo importante, e tra l'altro, come diceva sempre il collega Morosini, è vero che in alcuni passaggi burocratizza in senso centralistico moltissimo il processo che deve portare alla concessione di maggiori forme di autonomia. Perché? Perché comunque alla base c'è una trattativa che si instaurerebbe fra la regione e il governo. E c'è tutto un articolo molto molto lungo che stabilisce quali sono i passaggi. Poi un'altra cosa molto importante che però non dovrebbe spaventare le minoranze al governo e l'opposizione al governo, non dovrebbe spaventare, io credo, nemmeno i territori del meridione. Cioè si dice che finalmente dovrebbero essere stabiliti quelli che si chiamano LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali, che oggi sono stabiliti soltanto in materia sanitaria e che purtroppo non sono rispettati. Lo vediamo benissimo le disparità di erogazione dei servizi nell'ambito sanitario fra il nord e il sud. Però, come dire, nel momento in cui questa legge dice che la concessione di maggiori forme di autonomia dovrebbe essere subordinata, quindi potrà intervenire soltanto dopo che saranno stati individuati i livelli minimi di prestazioni erogabili e quindi i trattamenti minimi di cui il cittadino ha diritto per godere di un'assistenza decente e dignitosa, non vedo come si possa dire questa è una legge che spacca l'Italia. Cioè, anzi, mi pare un'occasione anche per quei territori del paese dove tutta una serie di servizi diversi dalla sanità, pensiamo all'istruzione, sono erogati in maniera insoddisfacente rispetto a quanto avviene al nord. Potrebbe essere invece l'occasione per guardarsi in faccia. Mi viene da pensare che qualcuno possa aver paura che l'individuazione di questi LEP faccia emergere quanto sia ampio il divario fra l'erogazione di questi servizi che avviene in certi territori e quello che dovrebbe essere dignitoso. Pensate che ripercussioni potrebbe avere sul ceto politico di quei territori. Certo. Per concludere, questa non mi sembra affatto un disegno di legge troppo modesto per i fautori dell'autonomia, e sicuramente però non spacca Italia per coloro invece che avversano l'autonomia. Quindi possiamo dire ai nostri telespettatori che sotto l'etichetta di economia ci può essere di tutto, il contrario di tutto. Quindi diciamo che l'autonomia, il concetto di autonomia, bisogna vedere se venga rispettato e invece non sia una mera illusione. Ti do l'autonomia, poi non ti do niente in cambio, cioè non ti do quella indipendenza nella gestione del tuo territorio che consenta l'ottimizzazione di quella che è la gestione politica. Allora passiamo a un primo contributo appunto sul referendum. Si è votato il 22 ottobre 2017, quindi sono passati ormai 7 anni e naturalmente ancora adesso c'è una lentezza e un dubbio nel dare quello che i cittadini italiani e veneti in particolare hanno diritto. Prego. L'Aula del Senato ha approvato martedì 23 gennaio, con 110 voti a favore e 64 contrari, il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Il testo è passato ora alla Camera per la seconda lettura. Ma cosa cambierà quando l'autonomia diventerà legge?
dai rapporti internazionali alla protezione civile, dall'energia alla sanità, dalla ricerca scientifica all'ambiente. Sono 20 le materie attualmente di legislazione concorrente, cioè di comune competenza di Stato centrale e regioni, che in base al progetto di legge sull'autonomia potranno passare integralmente a carico degli enti regionali. Anche altre 3 materie oggi di competenza solo dello Stato, e cioè l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, potrebbero essere decentrate se la riforma arriverà al traguardo. In sintesi, una redistribuzione dei poteri grazie a una diversa distribuzione delle risorse pubbliche da Roma verso quei territori che ne faranno richiesta. Il processo però non è automatico, le regioni potranno chiedere e concordare con il governo la devoluzione di competenze e risorse. L'autonomia darà la possibilità di trattenere parte del gettito fiscale generato sul territorio per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui si chiede il trasferimento. Una sorta di regionalismo che divide il mondo politico e amministrativo a diversi livelli. Il Sud che teme di perdere altre opportunità, molti sono i sindaci intimoriti da un nuovo centralismo su scala ridotta, l'eterna contrapposizione maggioranza-opposizione, ma anche le diverse impostazioni dei partiti di governo, con Fratelli d'Italia che frena l'accelerazione della Lega e subordina l'ok all'autonomia, al via libera al premierato. Il disegno di legge, come afferma l'articolo 1, punta a definire i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previste dall'articolo 116 della Costituzione. Finora a rivendicare un'autonomia differenziata sono state la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, non a caso probabilmente le 3 regioni più ricche del Paese, ma l'iter per ottenere l'autonomia non sarà semplice. Un punto fondamentale della legge stabilisce che l'attribuzione di ulteriore autonomia alle regioni è consentita solo dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che conosciamo come LEP, previsti dalla Costituzione e riguardanti tutte le regioni del Paese. Dovrà quindi essere stabilito il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio, quindi dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Un tema di non facile soluzione. È stata prevista allo scopo una cabina di regia nominata da una commissione specifica per la definizione dei LEP, guidata dall'ex presidente della Consulta Sabino Cassese. Non si può pensare che da un giorno all'altro i LEP vengano assicurati, ha osservato lo stesso Cassese, perché per assicurarli occorre che siano accompagnati da cifre. Occorre quindi prevedere un quadro pluriennale, così che quelle risorse vadano a colmare le lacune riscontrate. Ecco una descrizione a volo d'uccello di una situazione che non si sa quale sarà, ripeto, perché dietro questa autonomia tutto è possibile. Prego Alessio Morosini. Ma io mi limito a ribadire a chi ha in modo anche sguaiato, non motivato, paventato i rischi della divisione del paese, della spaccatura, di quant'altro, che i famosi LEP di cui si accennava poc'anzi sono previsti dal 117 lettera M, secondo comma lettera M della Costituzione e fanno capo allo Stato indipendentemente dal tema dell'autonomia. E mai nessuno si è peritato di dare attuazione a questa norma. Allora vengono invocati in modo strumentale, vergognosamente così strumentale, per bloccare di fatto il processo di autonomia. Cioè, uno che sa leggere e scrivere, ma non serve essere dei giuristi, una persona di buon senso, capisce che questo testo che è stato licenziato dal Senato è un testo che conferma, come dicevo prima, il fallimento della politica. Qui hanno vinto i burocrati. Perché quando si introducono meccanismi perniciosi, volutamente condizionati da passaggi politici che possono essere usati in 1000 modi, come quello dei LEP, no? Che doveva farli lo Stato per sé, se vi sono delle divergenze territoriali in Italia, questo è colpa dello Stato.
non delle ragioni dell'autonomia che oggi non c'è. Mi pare che sia di banale evidenza sto fatto qua. Se mancano i LEP per certe materie è perché lo Stato non ha attuato la lettera M del 117 che riguardava le sue competenze. Adesso che si discute di dare modestissime materie e funzioni individuate dal 2001, perché la riforma del titolo quinto della Costituzione è dal 2001 che è vigente, quindi è da 23 anni che la norma è là e nessuno la fa. Grazie ai Veneti si è partiti, come dicevo prima, col meccanismo di impulso che ha portato la Corte Costituzionale a dire beh, non possiamo dire di no un'altra volta. Il voto nessuno si aspettava che fosse bulgaro come è avvenuto, ma la gente non può essere così posposta a quelli che sono i giochi politici. Questa legge Calderoli, io ricordo tra l'altro dal punto di vista tecnico, piacerebbe che lo dicesse meglio di me il professore, no? È una legge ordinaria che il suo proponente, il ministro Calderoli, quando l'ha presentata, ha detto mi fa venire i brividi, perché non avrebbe senso, non è prevista dalla Costituzione. Cioè questi hanno voluto a tutti i costi la cosiddetta legge quadro, il disegno di legge Calderoli, che non è prevista dal 116, perché il 116, secondo la maggioranza dei costituzionalisti che lo hanno discusso, lo hanno presentato, consente ancora oggi, perché alla regione interessata, una regione interessata, a trattare con lo Stato quelle materie, una delle 23 o tutte le 23 materie per ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, direttamente, creando un'intesa che poi sarebbe passata comunque al vaglio finale con la legge, quindi ha una legge diciamo a valenza rafforzata, perché la legge che approva l'intesa deve essere approvata appunto dalla maggioranza assoluta dei componenti, dice il 116 terzo comma, mentre paradossalmente la legge quadro è una legge ordinaria, cioè noi che siamo entrati in un ginepraio dove i giuristi potrebbero divertirsi a scrivere per anni quanto hanno cercato di beffarci, e qua io divento serio, divento anche un po' incattivito, perché ripeto, si è leali con chi è leali, ma con chi cerca di fregarti, all'evidenza, bisogna reagire anche politicamente in modo duro. Ma c'è un modo, professore, di reagire. Perché vede, dicevo anche prima all'amico, quando il diavolo fa le pentole non mette sempre il coperchio giusto. Adesso ci sono 9 materie, di cui una anche di competenza esclusiva dello Stato, quella come hai detto bene nel servizio, sull'organizzazione della giustizia di pace, più altre 8 di concorrenti, anche importanti, sulle quali se io fossi il Presidente della Regione, ma non so cosa farà il nostro Presidente della Regione perché lo vedo molto, molto titubante, qualcuno dice che è quinto Fabio Massimo, io dico che dovrebbe avere un po' più di coraggio, visto che il consenso personale che ha avuto e soprattutto il nostro consenso al referendum, questo non è una cosa irrilevante, potrebbe incalzare, questa è la novità, anche è giusto introdurre qualche elemento nuovo nella discussione, incalzare il governo preparando già la regione, i suoi funzionari, il consiglio regionale a dare attuazione subito a quelle nuove materie. E guardi professore che non sono di poco conto, si parla dei rapporti internazionali della regione, dei rapporti con l'Unione Europea delle regioni, della materia delle professioni, della questione della protezione civile, poi abbiamo della previdenza complementare, che è un tema che lo Stato non è mai riuscito ad affrontare. Cioè, spieghi la previdenza complementare integrativa. Abbiamo visto quanta difficoltà ha avuto lo Stato centrale a disciplinare questa materia qua. Se la Regione avesse un colpo di intelligenza, ma non vedo scintille che mi illuminano, o che illuminano il nostro panorama, e mettesse in moto per esempio degli accordi con gli imprenditori per lanciare dei progetti di previdenza complementare integrativa, creeremmo un modello che lo Stato si sognerebbe di imitare e di seguire. Quindi io sono negativo perché sta legge non porterà a nulla, ma se giochiamo d'anticipo, se la Regione si prepara, se lancia dei progetti su queste materie, mette capo lo Stato. Poi ci sono anche altre materie, casse di risparmio, casse rurali, non ci sono più le banche territoriali. E poi cosa dice? E addirittura aziende di credito che a carattere regionale, nonché poi c'è enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, con la crisi anche del mondo. Cioè abbiamo delle materie
che possono essere devastanti per lo Stato se la regione è intelligente, organizzata, si muove in anticipo e butta questi progetti e fa soprattutto intese col mondo imprenditoriale, con le varie realtà ed entità del territorio che su queste materie si possono buttare a capofitto. Quindi voglio dire, hanno lasciato un varco, loro pensano di essere geniali. In realtà secondo me li possiamo ancora, tra virgolette, superare in modo elegante con azioni concrete, con fatti concreti, prendendo subito di punta in anticipo queste nuove materie. Penso, guardi, io faccio l'avvocato, il collega, ma l'organizzazione del giudice di pace, lo sa che la maggioranza degli avvocati a Venezia non fa causa davanti al giudice di pace. Se lei va a vedere, fate un servizio, mandate le telecamere, vi rendete in che condizioni è. Ormai una sentenza 5 anni del giudice di pace, quindi è come non esistesse. Se il Veneto prendesse in mano questa materia e facesse vedere, guarda, questa piccola realtà della giustizia e del giudice di pace, che poi non è piccola, perché ha competenze per i sinistri stradali fino a un certo importo, da 5.000 hanno portato a 10.000. Quindi, poi la quantità anche di cause. Quantità enorme, potremmo dare una dimostrazione che noi saremmo più bravi se fossimo indipendenti. Ecco perché l'autonomia ci consente di metterci alla prova, ma ci vogliono politici che a livello regionale abbiano gli attributi per gestire questo passaggio. Ripeto, questo spazio che ci ha lasciato con le nuove materie secondo me è un'opportunità straordinaria, però bisogna avere testa, bisogna lavorare, bisogna creare accordi, progetti, mettere in piedi una macchina adeguata e quindi avere una visione che al momento non colgo. Grazie. Luciano Greco, allora, a tutto quello che ha detto adesso Morosina, c'è, diciamo, comunque, non è una legge perfetta, ma comunque lascia spazio a interpretazioni e quindi a applicazioni che possono essere vantaggiose per i cittadini. Allora, due precisazioni. Io sono d'accordo con quello che diceva l'avvocato Morosin. La legge non era, diciamo, dal punto di vista giuridico un atto dovuto. Io prima ho detto che era un atto dovuto, ma volevo spiegare un po' meglio questo passaggio. Nel senso che la singola, diciamo, intesa poteva essere poi, diciamo, legiferata dal Parlamento una per una. Ogni regione accede e questo era l'iter che era stato avviato dalle 3 regioni che avete menzionato anche nel servizio nel 2017. Questa cosa però ha un effetto, diciamo, perché è chiaro che se discutiamo delle nuove materie di cui stava parlando ancora l'avvocato poco fa, io sono perfettamente d'accordo, c'è lo spazio, sono d'accordo sul fatto che l'autonomia vada interpretata in quella maniera lì, cioè ti faccio vedere che sono più bravo di te. No, sì. Detta ecco. Questa parte qui, ed è l'autonomia, essere più bravi soprattutto a gestire servizi pubblici. Non mi farei soverchie illusioni sulla capacità, diciamo, di promuovere lo sviluppo economico, perché se i governi fossero capaci di promuovere lo sviluppo economico avremmo trovato una bella formula. Certo. I governi sono capaci di distruggere lo sviluppo economico se sbagliano, ma promuovere è un oggetto un po' difficile. Le economie di mercato sono molto complicate. Però detto questo, già essere capaci di gestire meglio dei servizi è una buona cosa, quindi sicuramente su quelle nuove materie sono d'accordo, si può fare. Il punto è che probabilmente non ci hanno messo il coperchio lì, per usare la stessa metafora, perché il grosso della partita, cioè dei soldi sostanzialmente, sta altrove. L'istruzione, eccetera, eccetera. L'istruzione in particolare, poi altre questioni. Che cosa voglio dire? Che, e qui torno, la legge di coordinamento generale, che è una legge di tipo organizzativo sostanzialmente, diciamo, stabiliamo una procedura che poi possa essere utilizzata da diverse regioni, avrebbe dovuto, e qui secondo me è deficitaria invece cioè proprio fallisce l'obiettivo che doveva avere, l'obiettivo di coordinare quel processo di autonomia differenziata con altri processi di decentramento. Ho citato il federalismo fiscale, che vuol dire l'attuazione del 119, da quello di cui parlava Bertolissi prima, che attendiamo da diversi anni, o meglio, in parte è stata attuata, poi è chiaro che sempre si può migliorare, eccetera, eccetera. Però manca, e c'è un rischio proprio per chi è autonomista, è un rischio forte, di